A 2 settimane dal referendum confermativo sulla giustizia, continua il confronto tra il fronte del sì e del no. Coordinatore veneto del comitato Giusto Dire No, il magistrato padovano Giorgio Falcone, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Vicenza, ospite a Ring, trasmissione di Antenna 3. Dietro la separazione delle carriere, che costruisce una specie di cortina di fumo, si nasconde ben altro, si nasconde una riforma degli equilibri voluti dalla Costituzione per la separazione dei poteri che mette in crisi il principio di autonomia e indipendenza della magistratura. I nostri padri e le nostre madri costituenti hanno avuto il Consiglio Superiore della Magistratura come organo che garantisce autonomia e indipendenza ai magistrati, sia giudicanti sia del pubblico ministero, e questo è una garanzia per i cittadini perché realizza il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Secondo i sostenitori del no, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura previsto dalla riforma mette a rischio l'autonomia dei giudici, nonostante le affermazioni dei sostenitori del sì. Non basta affermarlo, bisogna realizzarlo in concreto, ed è proprio quello che avevano fatto i nostri padri costituenti con un Consiglio Superiore della Magistratura forte e autorevole, perché unitario e rappresentativo, con la componente dei magistrati eletta da tutti i magistrati, in grado di, per quella parte, di rappresentarli, e con la componente laica eletta dal Parlamento in seduta comune, che forniva quell'apporto alla gestione diciamo, di quelli che sono i poteri del Consiglio Superiore della Magistratura, in modo tale da evitare che ci fosse un autogoverno appannaggio soltanto dei magistrati.